non so cosa dire. È proprio una tragedia. La morte improvvisa di Giuseppina Lobrutto ha sconvolto tutti i residenti del quartiere di San Pelaio, dove la 62enne era molto conosciuta e stimata. Tutte le mattine ci salutavamo dal balcone, mi manca tantissimo, era una bravissima persona. Fra queste case di via Bachelet si conoscono tutti da oltre 33 anni, quando decisero insieme di edificarle grazie ad una cooperativa. E qui, fra i vicini e amici, Giuseppina si era fatta apprezzare per la sua solarità e simpatia. Attiva, cioè tutto il meglio che uno possa pensare. Una bella persona. Inevitabile pensare all'amicizia di una vita spezzata in pochi secondi nel cuore della notte per colpa di un incidente, una tragedia che vi ha lasciato senza fiato. Ma senza fiato, indescrivibile, ma non possono succedere queste cose, non possono, questi ragazzi devono ragionare un po' meglio. La tragedia è anche più amara del previsto quando il pensiero passa al compagno di una vita, il marito 68enne Flavio Cagnato, che viaggiava con lei a bordo della Toyota Yaris contro cui si è schiantata l'Alfa Romeo. L'uomo è tuttora ricoverato al Caffoncello e riceve quotidianamente la visita di parenti e amici. Lui è distrutto proprio. Il dolore è normale per tutti in queste occasioni. Per lui vale un po' di più, nel senso che è più amplificato. Vivevano l'uno per l'altra. Sì, assolutamente. Si amavano moltissimo. Sì. Beh, lui non poteva fare a meno di lei. Sarà dura per lui. Per lui sarà durissima. Potrà andare, secondo lei, al funerale di sua moglie? Sì, lui ci andrà. Il funerale di Giuseppina Lobrutto si celebrerà venerdì pomeriggio. Il feretro partirà alle 14:45 dall'obitorio per dirigersi nella sala del commiato del cimitero di Santa Bona.